Amici sportivi, buonasera, ben ritrovati a Gol in Casa, la trasmissione di approfondimento a 360 gradi di tutto lo sport del bassanese e non solo. La puntata di questa sera, come quella di ogni sabato, sarà interamente dedicata al calcio dilettantistico nostrano. Andremo a fare dei pulci, andremo ad analizzare le partite più importanti di questa domenica. Non lo farò da solo, ho qui con me due ospiti illustri, ma prima di presentarveli permettetemi di ringraziare il pubblico, gli spettatori che sempre più numerosi stanno seguendo i nostri appuntamenti quotidiani alle ore 20:20 su Rete Veneta, appuntamenti durante i quali abbiamo dato, diamo e daremo spazio a tutte le discipline sportive, quelle che regalano emozioni che meritano di essere raccontate e noi le racconteremo. E allora veniamo ai nostri ospiti di questa sera. Parto con Renato Serradura, ex DS della Football Val Brenta e consulente fino a pochi mesi fa di mercato del Bassano. Grazie Renato per essere qui con noi. Buonasera ai nostri telespettatori. E poi Luca Bertollo, direttore sportivo dell'Eurocalcio. Grazie, buonasera Luca. a tutti, grazie a te. E allora la Serie D ha giocato oggi pomeriggio, quindi spostiamoci in promozione e iniziamo da quello che probabilmente è il match di cartello di questa domenica, Schio Marosticense. Per lo Schio reduce da 2 sconfitte consecutive, questa è un pochino l'ultima chiamata per non perdere contatto con la vetta. Cosa ci dici Luca? Sì, sicuramente lo Schio che aveva fatto benissimo fino a 15 giorni fa, poi è incappato in 2 sconfitte consecutive, peraltro in 2 scontri diretti. In questa fase del campionato ci può stare, siamo ancora all'inizio, c'è sicuramente il tempo per recuperare e per loro ritengo sia comunque una squadra che si giocherà assieme al Bassano la testa della classifica fino alla fine. La Marosticense secondo me sta facendo un campionato in linea con credo le loro aspettative, anche se noto che fanno un po' fatica a far gol, considerati soprattutto gli attaccanti come Contro, Merlo e Maita. È un po' strano, ecco. Non è infatti un po' paradossale che una squadra di Ezio Glerian, allenatore famoso proprio per il suo gioco propositivo, faccia così fatica a segnare? Ha fatto solo 7 gol in campionato. Maita, come hai detto giustamente, fa un po' fatica, gioca poco, segna poco, è stato presentato come il colpo dell'estate rossonera, invece la Marosticense sta un attimo stentando in attacco. Sì, fanno fatica, poi sai, bisognerebbe analizzare, vedere partita per partita e capirne i motivi, però le qualità dei giocatori insomma sono fuori discussione, ecco. Sono convinto che anche Maita, che è un giocatore importante, riuscirà a ritagliarsi lo spazio e poi vedrai che magari a fine anno in doppia cifra ci sarà andato. Comunque, se permetti, mi inserisco, scusami Luca, che anche l'anno scorso la Marosticense all'andata ha avuto un po' qualche problema così, insomma, mi ricordo che aveva girato non troppo bene l'andata, poi il ritorno probabilmente è uscita bene ed ha rischiato di arrivare ai playoff. Probabilmente Glera, atto delle situazioni di tattica, di preparazione, adesso non lo so perché non so l'andazzo della società, ma molto probabilmente lui avrà dei programmi a lungo termine. Bisogna anche vedere, sai, sempre se la società cosa ha intenzione di fare all'inizio della stagione, se mira a valorizzare i ragazzi giovani, se mira a vincere il campionato, se punta ai play-off. Secondo me è ancora prestino per trarre delle conclusioni, ma conoscendo il vecchio di mestiere sicuramente ci stupirà tutti come noi abbiamo avuto Ezio Glerian ospite qui nella nostra prima puntata lunedì e ha proprio messo l'accento sulla volontà e la necessità di valorizzare i giovani, comunque di avere un programma a medio-lungo termine. Perché i giovani ti danno domeniche meravigliose e domeniche con dei gran punti di domanda, però c'è solo una cosa da fare, lavorare e trarre le conclusioni
una volta che è finito il campionato. Renato, approfitto della tua competenza per parlare di un altro bomber che sta attraversando un momento difficile, è un bomber, un attaccante che tu conosci molto bene, Alberto Battaglia. Parliamo della punta del Calcio Rosà che ha investito tanto su di lui, sia come attese sia come predisposizione tattica, perché Alberto Battaglia è al centro, diciamo, del progetto. Battaglia che sta avendo un po' di difficoltà appunto in fase realizzativa. Tu che lo conosci così bene, cosa ci puoi dire? Io che conosco bene il ragazzo è che dall'analisi che faccio io in base a quello che l'ho vissuto in Val Brenta, dove si è consacrato, secondo me, noi abbiamo vinto il campionato in Val Brenta 2 anni fa grazie ai 24 gol di Alberto Battaglia, non solo i suoi 24 gol, perché c'era un discorso corale, però poi è andato a farsi un'avventura al Montecchio e là molto probabilmente è stata un'avventura non vissuta troppo bene. Io l'ho fatto rientrare l'anno scorso nel calcio, nel mercato di dicembre, l'ho fatto rientrare alla Val Brenta, però l'ho trovato un po' sottotono. In effetti il ragazzo era un po' in crisi, secondo me, un po' in crisi fisica più e anche un po' di testa. Adesso a Rosà hanno fatto un investimento importante, non lo stanno facendo giocare come prima punta centrale, ma sta facendo il falso 9, e sta giocando tra le linee, gioca dietro assieme a Gallina, dietro a Nonni, a Lazzarotto, per cui è in una situazione un po' inedita per quanto riguarda il suo ruolo, per cui diamo un po' di tempo che a lui. Il ragazzo non si discute, è un ragazzo che ha qualità tecniche, qualità anche sotto il profilo proprio, è un bravo ragazzo, un ragazzo che aiuta i compagni, sempre positivo, è un ragazzo che sicuramente ne sentiremo parlare di nuovo, ma nella vita calcistica di sti ragazzi ci sono degli anni che sono fenomeni, anni che pagano magari altre situazioni, cioè questi lo fanno i professionisti, per cui svariate situazioni della vita, il lavoro, i sentimenti possono andare a influire sulla vita anche calcistica di sti ragazzi, insomma, però Battaglia è uno che sicuramente abbiamo sentito in settimana il direttore sportivo del Calcio Rosà, Roberto Bizzotto, anche lui, diciamo, ha confermato che tutto l'ambiente, che Battaglia gode della massima fiducia, tutti lo aspetteranno, i presupposti per comunque un campionato in crescendo ci sono tutti, anche per quello che riguarda la squadra, non solo Battaglia. Secondo me il Rosà, come tutti gli anni, alla fine saprà ritagliarsi un posto importante sul panorama del girone B di promozione. Adesso sta un po' faticando, Nonni, Battaglia, tanto davanti, poco dietro, secondo me qualcosa manca di mezzo al campo e dietro, però questa è una squadra, è una mina vagante, questa è una squadra che chiunque la trova nel suo cammino deve stare molto attento, perché e il Bassano ne sa qualcosa, perché è stato Bassano proprio ne sa qualcosa, l'unico avversario che non è riuscito a battere. Certo. Parliamo invece sponda Val Brenta, anche qui un ambiente che tu conosci molto bene. Ti chiedo se la mancata fusione con il Bassano, diciamo il mancato accordo, questo matrimonio che è saltato all'ultimo, ma guarda, ti interrompo e ti dico subito che è stata la telenovela dell'estate. È una telenovela che, se tu un giorno mi inviterai a questa trasmissione, magari andremo ad approfondire il mancato matrimonio e tutto quello che c'è stato. Posso fare altro che raccogliere lì? No, ma ci vengo volentieri a raccontare un po' di cose, perché sai, le chiacchiere, allora, il Bassano è un paesotto e le chiacchiere si sprecano alle volte anche per niente. Comunque, a prescindere da questo, che è una cosa che, se mi inviterai, il Val Brenta è un po' destabilizzato perché sicuramente l'uscita l'anno scorso di 7-8 giocatori ha creato effettivamente qualche problema. Loro si sono mossi abbastanza bene sul mercato, ma secondo il mio umile punto di vista mancano decisamente davanti come punta dove possiamo realizzare tutto quello che la squadra produce. Mancano con un centrocampista di qualità che sa dettare i tempi, eccetera eccetera, e secondo me dietro ci vuole qualcosa in più per cercare di arginare quello che stanno vivendo. Sicuramente qualcosa è successo, sono andato via io, è andato via il dottor Volpe, la società comunque è solida, per cui
Baggio, che io conosco di vecchia data, che ho avuto qualche campionato con lui, proprio in Val Brenta, è un ragazzo, adesso passi il termine perché non siamo più ragazzi, ma è un allenatore sicuramente preparato, un allenatore che sta lavorando a 360 gradi, è coadiuvato dal Molin, che è il suo secondo, che è un altro personaggio famoso nel mondo dilettantistico, e io sono sicuro che da qua a fine anno si salveranno sicuramente, e anche questa è una bella mina vagante, perché se tu vai a vedere i risultati, in Coppa Perditi hanno battuto il Bassano un po' dimesso, un po' sottotono, perché così, però inizio stagione, sì, eccetera, però sai, questi sono andati al mercante e hanno vinto 1-0. Poi il Bassano gli ha dato un po' una svegliata, però sai, questi tutte le domeniche o pareggiano o vincono, ma se perdono l'1-0, cioè non è che sì, è una squadra che bisogna anche là lasciare il tempo che Baggio lavori e la porti in condizione che si salvano. Hai parlato del Mercante, hai parlato del Bassano, ti chiedo lapidariamente un commento sulla squadra di Checco Maino, prima in classifica, miglior attacco, miglior difesa, la squadra è imbattuta, insomma questo Bassano ha dei punti deboli o il campionato è già chiuso? L'unico punto debole che ha il Bassano può essere se stesso. Cosa intendo dire? Il Bassano Calcio ha una qualità sotto tutti i profili, dal reparto difensivo, dal centrocampo all'attacco, eccellente. Cioè eccellente perché questa è una squadra che può fare l'eccellenza, no? Cioè, è una squadra costruita per l'eccellenza, non è costruita per la promozione. I limiti del Bassano possono essere se stesso, perché se si perdono, se può succedere qualcosa all'interno dello spogliatoio, eccetera, eccetera, se l'ambiente si destabilizza ci può essere qualche problema, ma se no altrimenti questi non li ferma nessuno, fuori uno dentro un altro non cambia niente. Ambiente un pochino turbolento anche a Cassola, scendiamo in prima categoria, mi rivolgo a te Luca, la squadra di Cassola ha cambiato proprio in settimana allenatore, esonerato Baioli, al suo posto arriva Liviero, tu che sei direttore sportivo dell'Eurocalcio, quindi conosci molto bene la realtà dei tuoi cugini, che tipo di momento sta attraversando la squadra? Beh, innanzitutto hanno cambiato il mister e come ben sai nel calcio quando cambi il mister si resetta tutto e si riparte da zero. E, tra l'altro hanno ripreso Liviero che aveva fatto benissimo 2 anni fa e che conosce bene l'ambiente e molti giocatori. Mi stupisce un po' la posizione di classifica perché secondo me è una squadra che è destinata a lottare per i playoff, hanno giocatori importanti, in particolare davanti cito Savio che è un attaccante che in prima categoria sicuramente può fare la differenza. Domenica hanno una partita già clou perché insomma uno scontro diretto e dove insomma già possono sicuramente riprendersi. RSV ultima in classifica. Capovolgiamo appunto il discorso dalla coda alla testa, perché chi è abituato a occupare le prime posizioni è il tuo Eurocalcio, primo in classifica, domenica alle 14:30 sfida contro il Caerano. Sei soddisfatto del percorso fin qui messo a segno dai tuoi ragazzi? Intanto vorrei ricordare che comunque siamo una neopromossa, quindi e questo è un aspetto che in certe situazioni, in certi momenti di alcune partite lo abbiamo un po' pagato. Non ci nascondiamo perché gli obiettivi insomma sono chiari e sono importanti. È un girone molto molto equilibrato. Sono abbastanza soddisfatto, nel senso che possiamo sicuramente migliorare. Stiamo recuperando finalmente qualche giocatore per noi importante, tipo Osmani, Zarpellon, che hanno fatto l'esordio domenica scorsa, e adesso ci aspetta un mese bello tosto, perché tra campionato e Coppa, a partire da domenica, che secondo me incontriamo la squadra tra le favorite, basti pensare che i loro 3 attaccanti hanno fatto 16 gol fino adesso, messi assieme. E da domenica il prossimo mese con la Coppa in mezzo diranno molto di noi. Ultimo commento
al volo sulla Fontanivese, che è un avversario che sta tenendo il passo dell'Eurocalcio nel vostro girone, sta confermando l'ottimo campionato dell'anno scorso, quando per un soffio, diciamo, non ha raggiunto la promozione in promozione. Cosa ci dici della realtà del Fontaniva? Non mi sorprende perché è una squadra tosta, quadrata, di categoria, come hai detto te viene da, non solo l'anno scorso ma anche l'anno precedente, viene da annate sicuramente importanti, è una squadra che sarà destinata a rimanere nelle posizioni di testa fino alla fine e giocarsela, perché ha giocatori di categoria. E allora, in attesa di rinvitare Renato per un approfondimento a 360 gradi, anche in questo caso sulla trattativa, sulla telenovela dell'estate fra Bassano e Valbrenta e non solo, e in attesa di rivedere il direttore sportivo Luca Bertollo, magari per festeggiare qualche altro successo targato Eurocalcio, noi ringraziamo tutti i nostri telespettatori. L'appuntamento è per lunedì sera alle ore 20 con tutto l'approfondimento sul weekend di calcio bassanese e non solo. Grazie a tutti. Grazie, buonasera.